Domenica 6 luglio la piccola comunità di Flambruzzo ha celebrato il rito della processione con la Beata Vergine del Rosario lungo le vie del borgo friulano. L'evento religioso si concentra all'interno del Sagre dai Emui Perdon di Flambruzzo. A celebrare la messa, come da tradizione cantata, Monsignor Paolo Brida, vicario foraneo di Rivignano Teor Varmo, assieme al parroco di Aris e Flambruzzo, Don Pituello. Finali della sagra di Flambruzzo, becchiamo subito la banda dello Stella, no? Non siete Primavera voi? No, Presidente. Allora Gildo, com'è andata? Andata benissimo. La Madonna è uscita? La Madonna, il parroco ha fatto una gaffa, pregava di meno per farci suonare di più. Sì, però l'ha tenuta un po' lunga. No, lunga no. Secondo me, adesso con tutto rispetto, il Don si è come si dice, abituato ai campionati del mondo perché vanno tutti ai supplementari. No, noi non facciamo supplementari, facciamo sempre il nostro servizio che comincia e finisce a quell'ora. È andato bene. Benissimo, è andato benissimo. È contento anche Bertoli? Ma certamente, io ero uno spettatore privilegiato perché ero in prima fila. E allora cosa vuole? Siamo qua per dare un contributo alla banda e fare del nostro meglio per portare avanti un po' quelle che sono le tradizioni del nostro paese. Senti, possiamo dire che anche quest'anno è stata una grande manifestazione, un grande evento. In generale questa festa funziona sempre? Questa festa certamente, perché ha attirato un numerosissimo pubblico, vengono da tutti i luoghi e penso che veramente non abbia niente di dare un certo coso e vedendo quelle che sono le persone qui attualmente
penso che veramente sia stato un grande successo. Bene, non resta che dire motori dello Stella. I motori dello Stella sono sempre presenti e rombanti. E rombanti, sì. E difatti non perde olio. Non perde olio e diamo un caloroso, un rombante saluto a tutti i friulani che sono qua. Bene. Conferma anche lei? Ah no, non so di cosa. No, dei Emui. Dei Emu? Mica sono. Allora, gli Emui sono boys a Flambro? Che i posti sono? Sono io. Va bene. Proloco di Rivignano, allora ti abbiamo beccato sul fatto. Sei a spiare, mi hanno detto. No, assolutamente no, questa festa è una cosa eccezionale, da anni io vengo perché si mangia e si mangia bene, non si può diciamo, fare a meno di fare onore a queste persone che lavorano veramente in maniera pesante e che però hanno un ritorno secondo me incredibile. Basta vedere la gente che è presente stasera e anche le sere passate. Io sono un assiduo frequentatore e consiglio veramente a tutti di venire alla Sagra di Flambruzzo perché è una cosa eccezionale. Senti, possiamo dire, insomma, qui c'è il sinonimo di affidabilità, qualità e soprattutto per divertirsi non puoi fare tanti chilometri. È una piccola realtà che però fa grandi cose, sono veramente in gamba, sono persone che comunque si dedicano ormai da anni e prestano la loro attività per questa manifestazione che ogni anno registra flussi veramente importanti e io veramente gli auguro che vadano avanti perché meritano. Senti, cosa c'è in programma a Rivignano prossimamente? Rivignano stiamo organizzando il Guarda che Stella 2014, anche lì mi auguro che avremo un gran successo come gli anni passati, anche lì è una realtà che secondo me va scoperta per quanti non l'hanno ancora provata e riprovata per quelli che invece già la conoscono. Anche quest'anno avremo i ristoranti in piazza con piatti eccezionali a prezzi veramente abbordabili, un bel momento da valorizzare. Parliamo l'evento che sarà a cavallo di Ferragosto. A cavallo di Ferragosto, come gli anni passati, ci sarà appunto la presenza di 6 ristoranti. Quest'anno purtroppo, vista anche la crisi, c'è stata qualche defezione, non voluta chiaramente ma inevitabile, però i ristoranti che ci sono hanno comunque dato la loro adesione e sono tutti contenti di partecipare. È un grosso onore, è una bella cosa per Rivignano e per la comunità di Rivignano che si mettano in gioco questi ristoratori e che prestino appunto la loro attività per un evento che piano piano sta prendendo piede e sta diventando sempre più importante, con l'augurio che ci sia tanta affluenza in maniera da poter garantire il futuro a questa manifestazione che ci auguriamo possa anche crescere sia in partecipazione che in novità e quant'altro. Ricordiamo le date? Dal 12 al 15 agosto, quindi cominciamo con martedì, è un giorno della settimana. Sappiamo che è una settimana particolare. È una settimana particolare, quest'anno purtroppo il calendario ci ha obbligati a questa scelta. C'è da ricordare comunque il 10 che sarà la festa di San Lorenzo e ci sarà comunque la manifestazione che ogni anno la parrocchia organizza appunto per l'evento del patrono di Rivignano. Adesso è Rivignano Teor, ma diciamo ormai è una festa consolidata, ci sarà comunque ma un po' slegata rispetto agli anni precedenti alla nostra, quindi vedremo insomma. Perfetto, complimenti e soprattutto i preparativi stanno venendo fuori. Stiamo lavorando. The work in progress. Organizzare non è mai facile, ci vuole parecchio impegno e tanto tempo. Chi sbaglia non fa mai. E soprattutto chi non fa mai critica non sbaglia. Esatto. Dietro le quinte della Sagra di Flambruzzo, Giulia De Agostini, o di sciabola o di spada? Di spada, si lavora
dietro lì, soprattutto il personale femminile è vincente. Vengo solo per quello. È vincente il personale femminile, poi quando dicono che è il sesso debole non mi sembra. No, ci sono. Farai fioretto quest'anno? Fioretto? No. Faccio canoa. Cosa? Cosa ci offre? Prosecco, vino bianco, Cabernet, Merlot, birra. Quello giusto. Quello giusto, senz'altro, che il di Flambruzzo è sempre giusto. Ci mancherebbe, se no non si incà, Sì, infatti. Basta via di me, lui, la corporatura. La chi sei, infatti, la stazza è tutte, infatti. La macchina ogni tanto è weekend. Sì, che fa un po' di vueling a dove, sì. Che il calvanza dopo questi calamars non può dare 6 aiuti. Oltre che la massa e la questa, che ci ha offerto, se arrivino come? Prosecco, va bene? Ok? Flambruzzo 2014. Framburzo 2014, salve a tutti. Allora siamo alla sagra di Flambruzzo, il biglietto della lotteria. Allora, vediamo qua, ecco, facciamo che Il presidente dei motori dello Stella compra il biglietto. Allora, primo premio bicicletta elettrica, modello Ecology Bike. Poi c'è un bellissimo TV Color Samsung 32 pollici. Si becca lo sloveno. Come? Questo si becca lo sloveno. Si becca? O no? In slovenska si vede. Sì. Prima di vedere i partiti, no, su Sky. Si vede. Perfetto. Si vede gratis, pardon. Poi abbiamo un salotto da giardino addirittura. Come sta andando? Bene, va bene, sì, dai. Tutti che si divertono? Non va bene? No, va bene, io sono in cucina e va bene. Come vedi qua? No, mi conoscono tutti, sono un po'... Aiuti, uno è che lavora, però e chiacchiere come fa stare. Lavoriamo tutti, è tutta una famiglia e lavoriamo tutti assieme. Perché se sono solo io non faccio niente, io discussino, io tiri e loro mi vengono da voi, no? L'Ambruzzo è una... Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato per la riuscita di questa festa, grazie. Sentiamo anche la signora. Ringrazio tutti, sì. Speriamo che continui così, per ancora qualche anno e dopo verranno i giovani, no? Largo i giovani. Dicono così. No, sì, diciamo così, però se ci tengono meglio. Anche lei la sagra di Flambruzzo si è trovata bene. Sì, mi piace molto, mi diverto, è un bel posto, ben organizzata. Possiamo dire che passa la prova. Passa la prova, senz'altro. Cos'è che aspetta adesso? Adesso io aspetto una bella grigliata e sono con una bella 96? 90. E poi sono con una bella compagnia e sono contentissima. Contenta? Sono contenta. Poi è gratis. Grazie. Come? Si è divertita, no? Sì, mi sono divertita, grazie. Come ai vecchi tempi. Come ai vecchi tempi. Adesso la lasciamo con signor Bertoli. Prego. La lasciamo con signor Bertoli. Va bene, grazie, arrivederci. Di dove viene lei? Io vengo da Straccis, Di qua vicino. è qua vicino, sì. E questa serata così particolare per divertirsi. Da particolare ho trovato una mia vecchissima amica di scuola e sono venuta a passare una serata in sagra. Complimenti e soprattutto ricordiamo che qui ci si diverte. Qui ci si diverte, senz'altro. Allora, un'altra componente della sagra degli Emui, un grande anno anche questo. Sì, sicuramente c'è stato sempre il pienone, tutti contenti, tutti soddisfatti, un'equipe fantastica di lavoro, belle persone, insomma venite a trovarci tutti quanti il prossimo anno ormai. Non resta che dire, tornate a trovarci. Ah, sicuramente, Ma sì. soprattutto pensate cosa vi siete persi. Ah, va bene, sicuramente. Sì. Basta che vuote se fate la griglia con i Boris. Sì, e poi è tutto molto curato, tutto molto seguito, tutto molto organizzato, al massimo proprio. È una sagra che ha successo perché c'è un buon team dietro, una buona squadra, cibo di qualità, insomma tutto benissimo. Tutto benissimo. La lasciamo andare a lavorare. Grazie. Allora si dice che la bionda per amica. In che senso? Nel senso dicono la bionda per amica. Certamente, sì. Il gelato più buono si mangia qua. No? Sì, a Flambruzzo e anche la crostata da Emui, Sì? che è tipico festa che fanno qui a Flambruzzo e allora abbiamo fatto la crostata con gli emoli. Poi lei è sempre particolare perché soprattutto propone il gelato di qualità. Certamente, è buonissimo. Vuole assaggiare una fettina? Dopo mangio. C'è un Va po'... Vedo che anche lo zampirone.
Certamente, a Lambruzzo ci sono le zanzare, no? I zanzarosi, chi pesanti. Sì, chi pesanti, sì. Ma perché secondo lei? Perché avete sangue buono? Certamente. Quella è la verità. Sì, va bene. Allora ricordiamo la nostra amica Vilma. Vilma dal gelato che ti prinda. Sì. Allora è appena finito il concerto, ci mettiamo dietro lo sponsor proprio per dare anche l'importanza a coloro che vi danno una mano per questa manifestazione. Allora è stata una bellissima serata, ti vediamo che stai togliendo la cravatta. Caldo, sì, è una serata molto calda, splendida per fortuna, perché si temeva, non so, una bizza del tempo, però ha tenuto veramente bella musicalmente, perché è una grande orchestra, un grande gruppo formato da 4 formazioni, la banda di Bertiolo, la banda Primavera di Rivignano, la nuova banda comunale Santa Cecilia di Precenico e infine la Stella Maris di Marano Lagunare. Quindi 100 elementi che hanno sostenuto un intero concerto e dedicato poi al fiume Stella, perché l'ultimo brano è stato appunto Anaxu, un brano che è stato dedicato alla nostra associazione e appunto parla in veste musicale del fiume Stella, insomma. Senti, non per fare tanti paragoni così a caso, ma ti senti un po' Morricone? No, niente di che, sono 2 mondi completamente diversi. No, noi abbiamo fatto stasera un buon concerto, un bel prodotto, diciamo così, in termini un po' più fruibile, ecco, commerciale, tra virgolette. Ti vedo sudato. Sì, molto sudato perché è caldo. Nessuna cosa nasce a caso. No, è un progetto che parte molto lontano, c'è un anno di lavorazione, forse anche più, parte da questa commissione, da questo brano appunto dedicato a noi, parte poi dal coinvolgimento di un territorio, di istituzioni, dal coinvolgimento delle scuole, perché la prima serata è stata dedicata alle scuole, poi abbiamo avuto una serata dedicata alla storia, quindi al passato, e poi una serata dedicata al presente, forse al futuro, cioè il riassesto amministrativo dei comuni. Un'altra abbiamo voluto dedicarla alla musica jazz e alle storie, un po' mischiando questa musica Dixieland che nasce in riva al Mississippi con le storie del nostro fiume e infine questa serata che vedrà una replica a Marano Lagunare. Senti, avete voluto unire, tu hai detto una cosa importante, no? Il jazz e poi i comuni insieme, allora viene da dire, per chi vi critica, chi se ne pardon che i fasi pur din don. No, ricordando il maestro Luttazzi. Sì, no, ma niente di che. Noi, insomma, è un progetto che ha una visione un po' diversa dal solito, anche per un'associazione come la nostra, che è un'associazione principalmente musicale che solitamente si spinge nell'ambito musicale. Qui noi abbiamo abbracciato un qualcosa di molto più ampio, perché stasera, mi sono scordato ma non meno importante, c'erano degli artisti che su tela gettavano così proprio le loro emozioni durante la nostra performance, quindi ricca di tante cose, di tanti spunti. Senti, fuori dai denti, la prossima quando è? E la prossima non lo so, intanto godiamoci questa. È stato un successo. È stato un bel successo, anche stasera, un bel successo di pubblico. Devo dire che tutte le serate hanno avuto un buon successo di critica e di pubblico, perché la cosa che mi ha fatto molto piacere sono stati gli apprezzamenti, i complimenti che ho ricevuto per io e ovviamente tutto lo staff, il presidente, tutto il gruppo, il consiglio della banda Primavera per le varie iniziative proposte. Quindi successo di pubblico, ma veramente di critica nel coinvolgere, nell'unire qualcosa che apparentemente può rendere lontano, sembrare lontano come le sponde di un fiume. Una volta i fiumi separavano, no? Poi sono stati costruiti i ponti per unire, ma forse possiamo andare noi che siamo persone oltre ai fiumi senza avere bisogno di ponti, no? Contenta?
Sì, molto contenta perché è stato un risultato bello, una soddisfazione di tanto lavoro però con tanta soddisfazione, quindi ne è valsa veramente la pena. Insomma, un lavoro che è nato diciamo così, come si dice, alla nascita del fiume, è arrivato fino alla foce. Esatto, con giovedì concluderemo con veramente la foce a Marano con l'esibizione del 6. Quindi sì, una bella esperienza in tutti i sensi perché appunto ha preso molte iniziative e concludendosi poi con un concerto molto particolare. Possiamo dire che le acque uniscono? Le acque uniscono, certo, e devono unire. Siamo una comunità che dobbiamo sempre più essere uniti per riuscire a far forza e portare avanti tutte queste iniziative perché l'unione veramente fa la forza. Allora dicono, Monsignore, innanzitutto devo fare una tiratina d'orecchia perché mi hanno detto che lei si è adeguato a Blatter perché ha fatto la messa ai supplementari. Ben, Blatter è ora che se ne vada, che sarebbe ora. Invece resta. Sì, ecco, io resto, no? Una serata stupenda, però io ho avuto il privilegio di averle sentite queste 4 bande, questa orchestra straordinaria nelle prove, perché sono venuti a fare le prove in ricreatorio e veramente mi hanno conquistato, ma soprattutto l'elemento certamente artistico, musicale, le note, l'interpretazione anche sul fiume e quindi anche interpretazione di sentimenti, di emozioni, però la cosa che dà nell'occhio, diciamo, di questa grande orchestra sono i giovani. Senta, la musica è finita, però in questi casi gli amici non se ne vanno. Esatto, non se ne vanno e proprio perché sono giovani c'è speranza, ma non solo per il futuro, già attuale, e l'abbiamo vista realizzata questa sera, quindi bellissimo. Ancora una volta possiamo dire che qui siamo al centro del cuore della cultura e anche di quel turismo che serve a rilanciare il territorio. Sì, di quel cuore dello Stella proprio che può essere valorizzato e quindi un'opportunità anche per il lavoro, per il futuro di quegli stessi giovani che sono protagonisti questa sera. Si è concluso o quasi sta concludendo questo progetto che parte da un po' più lontano, che coinvolge non solo le 4 bande con i loro elementi ma anche le scuole, gli istituti comprensivi della zona e tutte le attività culturali e le associazioni del posto per portare avanti questo progetto che, come dice il nome, porta il nome antico del fiume Stella e che quindi si è coronato questa sera un progetto culturale di altissimo livello, come abbiamo potuto sentire. Possiamo dire che la musica, come ho già detto anche al parroco, non è finita? Non è finita, no, questo penso sia anche un punto di partenza perché questo progetto, se coltivato in futuro, immediato e più in là, può dare grosse soddisfazioni sotto il profilo culturale e non solo. Un punto di rilancio per ripartire nel turismo, nella conoscenza ancora, possiamo dire, approfondita del territorio? Sicuramente sì, il territorio abbracciato, bagnato dal fiume Stella non è solo cultura ma è anche arte, è anche territorio, ambiente, sono le attività che nascono sulle sponde, se possiamo così dire, e quindi è un progetto trasversale che fa noi amministratori essere orgogliosi. In attesa della Sagra delle Bisate, anteprima questa sera. Buonasera, siamo qui in anteprima per accontentare le bande che hanno suonato in piazza Rivignano. La mia banda suona il rock, la sua? Anche la mia, altrimenti è lenta, no? Ecco. E siamo qui come al solito, tutti insieme, come le appine a lavorare, no? In attesa delle Bisate. Sì, a Terra Bisate che sarà sabato prossime, Che venga. 12 e 13 luglio. E dopo vai in avanti agli modi. Per altre 2 settimane, sabato, domenica, e poi sabato, domenica e lunedì. Ecco, per non essere di manco, no? Ecco. Speriamo che il team non si assisti e che venga tanto in Catano, sì, Ma avete fatto a murare? Sì, vi fate la barridura. Ecco. Sei sicuro? Sì. Allora andiamo a sentire le signore, qua vediamo, abbiamo il... Gnocchetti con la pancetta. Con la pancetta, mi ha detto che li ha fatti lei, no? Sì, li stiamo condendo. È condito? E chi ha messo il dito? La Manuela. La Manuela ha messo il dito? Conferma? Sì, confermo, dai. Allora Presidente, innanzitutto la Nutria come sta? Bene. Perché ci stanno chiedendo in tanti, no, di questa storia della Nutria, perché siamo stati i primi a portare la Nutria di Aris in televisione.
Adesso sta bene, si è sbiancata perché abbiamo una bianca, adesso un'albina. Che si è perduta, non si è cercato più? Non è più venuta vicino. È come il Resco e Chiasaiò, no? Sparitoni arrivati gli altri. Sì. Senti una cosa invece, grande attesa per Sagra del Bisato. Sì, stasera ci stiamo scaldando per il prossimo sabato che inizierà la Sagra dell'Anguilla di Aris. Possiamo dire, questa è un'amichevole non ufficiale. Esatto, è una collaborazione con la banda di Rivignano che ci ha chiesto una collaborazione e noi siamo qua a dargli una mano. E voi subito alle 23.05 di domenica sera? Sì, noi iniziamo a queste ore. Ormai voi basta solo fare così, tac, e siamo già pronti. Senti, perché Aris attrae sempre? Ma lo diciamo sempre, per il paesaggio che ci circonda, è unico e naturale. Certo, unico e naturale, ma soprattutto una festa, un qualcosa che unisce tutta la popolazione. Sì, c'è ancora quello spirito di aggregazione verso il paese, verso la comunità. Adesso non soltanto di Aris, ma anche del comune di Rivignano Teo. Teore e Rivignano insieme, ma soprattutto ricordiamo Sagra del Bisato. E prossimo weekend poi? Inizia il prossimo weekend, sabato e domenica, abbiamo il Vespa Raduno, il secondo incontro. Mi ha riempito la macchina con i volantini. di Piaggio Raduno, e dopo avremo la dimostrazione dei cani, avremo il mercatino. Tanto qua spinano da soli. Questa domenica. Qua, tanto per dire com'è il self-service. Qua vanno avanti tranquillamente. Certo. La seconda domenica ci saranno le canoe e le lontre che sono il club dei SUB. Le lontre sono i parenti delle nutrie. Faranno una pinneggiata sperando sempre nel tempo. Ma soprattutto divertimento, voglia di fare, qualità, cortesia e prezzo. Esatto. Uguale Aris. Esatto. La Bisate e i Biscide, però i Buine Tapagliele. Sì, sia la griglia che in umido.